Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Emergenza immigrazione. A Lampedusa continuano gli sbarchi e si cercano i dispersi dell'ultimo naufragio. Si chiude con una visita all'hotspot la missione della delegazione dell'Unione Europea e il centro di accoglienza non riesce a svuotarsi. Con le temperature e il gran caldo aumenta il rischio incendi forestali al lavoro, ma è già tardi per ridurre i rischi di roghi attraverso la prevenzione. Nel catanese realizzato appena il 10% dei viali parafuoco. Politica regionale, la maggioranza all'Assemblea regionale siciliana si spacca sul caso Taormina. Il sindaco De Luca trova in aula l'appoggio di Fratelli d'Italia, Schifani richiama i suoi e minaccia addirittura le dimissioni. Scoperto un nuovo farmaco in grado di curare gli effetti neurodegenerativi dei cannabinoidi. La sperimentazione è condotta da un'equipe francese diretta da un professore palermitano. Nello staff anche un docente catanese. A Palermo è il giorno di Vasco Rossi. Stasera è il primo dei 2 concerti allo Stadio Barbera. Dalle 15 cancelli aperti per gli oltre 70.000 fan in arrivo da ogni parte d'Italia. Oltre 170 eventi tra concerti, spettacoli e manifestazioni culturali. Catania presenta il Summer Fest, il cartellone estivo organizzato dal Comune. Tra i nomi più conosciuti, articolo 31, Tananai e Gabbani. Ancora buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo con l'immigrazione. Si è conclusa con un sopralluogo al centro di accoglienza di Lampedusa la visita della Commissione per le libertà civili del Parlamento europeo. Nell'isola continuano intanto gli sbarchi di migranti. Ancora giallo sull'ultimo naufragio. Il punto di Lorena Dolci. È il prefetto Francesco Zito, direttore delle politiche migratorie del Ministero dell'Interno, a spiegare alla Commissione per le libertà civili dell'Unione Europea, in visita a Lampedusa, la dinamica dell'ultimo naufragio al largo dell'isola. Un barchino con circa 50 persone e nel momento del soccorso da parte della Capitaneria, purtroppo, come capita a volte, si sono spostati tutti da una parte. Parliamo di un barchino di 6 metri in metallo con 50 persone a bordo. Dai racconti dei 44 migranti sopravvissuti esistono ancora versioni contrastanti sul numero dei dispersi e su quando siano scomparsi, smentite invece decisamente le voci di cadaveri recuperati. Sull'isola è un'emergenza continua, nella notte altri 4 sbarchi con 168 migranti. Gli ultimi barchini soccorsi, tutti salpati da Sfax, avevano a bordo da 31 a 53 persone, fra cui donne e minori. I migranti provenienti da diversi paesi dell'Africa hanno dichiarato di aver pagato fino a 2.500 dinari tunisini per la traversata. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, che nonostante i continui trasferimenti con i traghetti di linea rimane sempre sovraccarico. Abbiamo qui nel centro circa 650 persone, più o meno 650 persone. La capienza sono 389, ieri erano 1300. Intanto la Commissione ha incontrato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, riparando lo sgarbo istituzionale quando il primo cittadino li attendeva all'aeroporto dell'isola, mentre la delegazione, per un cambio di programma, era già salita a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera per una simulazione di operazioni di soccorso nelle acque. Pace fatta dunque con il presidente spagnolo Juan Fernando López Aguilar, che ieri ha manifestato alle autorità locali tutta la solidarietà dell'Unione Europea nell'ottica di una condivisione delle responsabilità. Nella giornata conclusiva, la visita guidata degli eurodeputati al centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, da qualche mese gestito dalla Croce Rossa. Per i migranti, oltre a vestiti, ricovero e pasti, a disposizione anche alcune stazioni di ricarica dei cellulari. Il primo messaggio per le famiglie rimaste a casa: ce l'abbiamo fatta, siamo vivi. Funzionari dell'ufficio delle dogane di Trapani e militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro preventivo circa 18.000 litri di gasolio rinvenuti in 7 impianti di distribuzione stradale in cui i gestori sono stati denunciati per frode in commercio. È stato verificato che circa il 40% del carburante negli impianti di distribuzione della provincia di Trapani, nonché depositi privati e autocisterne utilizzate per il trasporto di prodotti energetici presso gli impianti di distribuzione stradale, non era a norma per basso punto di infiammabilità.
Restano 2 anche per oggi le navi traghetto di Caronte e Tourist in servizio nelle Isole Eolie. La società, dopo aver ottenuto ieri dalla Procura messinese la facoltà d'uso delle 6 navi sequestrate, deve far fronte ai tempi tecnici necessari per la piena riattivazione dei collegamenti. Intanto per oggi, in aggiunta ai 2 normali collegamenti di linea, è stata disposta una corsa straordinaria della nave Laurana da Milazzo. Il completo ripristino dei collegamenti dovrebbe avvenire già domani o al massimo sabato. L'estate è cominciata e le temperature sono in salita, con il caldo aumenta anche il rischio degli incendi. I forestali della regione hanno appena preso servizio, ma la prevenzione è ancora un miraggio. Il servizio. Fuori ci sono 35 gradi, siamo alla zona industriale di Catania. I bordi strada, le rotonde, i controviali dovrebbero essere ripuliti, invece è il regno delle erbacce. Da qui è partito 3 anni fa l'incendio della Playa, che come l'80% dei roghi viene provocato da una cicca o da una bottiglia di vetro. L'allarme per gli ultimi incendi è partito da questa torretta di avvistamento all'interno dell'oasi del Simeto. Il signor Francesco ha il controllo a 360 gradi e se vede fumo si collega alla centrale del 115 che allerta le pattuglie. Per tutto il litorale sud di Catania ci sono 4 squadre di 4 uomini H24, in pratica una per turno. Questi sono i forestali della più vicina. 91 ho cominciato, ora sono qua. Lui è uno degli operai forestali assunti ogni anno dalla regione, età media 55 anni. Fanno 151, 101 o 78 giornate lavorative da giugno a ottobre. Sono stati ridotti in 10 anni da 30.000 a 17.000 dipendenti. La dignità degli operai forestali credo che sia la categoria più trattata male su questo punto di vista, considerando che sono contratti a tempo determinato. Da una vita praticamente. 5.000 sono del servizio antincendio, 3.000 addetti alla manutenzione, poi ci sono le vedette e gli autisti in un accavallarsi di competenze fra 2 assessorati regionali, territorio e agricoltura, sempre a corto di fondi, azienda foreste, corpo forestale e protezione civile. Tempo è poco e gli operai, anche se sembra un numero così grande, in realtà sono pochi per la vastità delle aree che si dovrebbero ripulire. Su Catania saranno all'incirca sui 2.200-2.300 comunità impegnate, ma sono stati assunti una piccola parte quasi metà di maggio, l'altra parte i primi di giugno. Ad oggi si è fatto neanche il 10% dei viali parafuoco, prevenzione incendio. Questo che vedete è un tratto di viale tagliafuoco, è una zona che dovrebbe fare da barriera in caso di incendio tra il bosco, la vegetazione e le case che sono poco distanti. In realtà vedete in totale stato di abbandono. Ma neanche i comuni o la città metropolitana provvedono a creare barriere antifuoco. Così, anno dopo anno, il rischio incendi viene gestito solo in emergenza e mai in prevenzione. Per il sindacato è un problema di carenza di operai, di fondi e di progettualità e chiede da tempo una riforma per l'immissione di personale nuovo. L'assessore regionale al territorio, Pagana, annuncia un coordinamento tra le varie centrali operative e conferma la fornitura di oltre 100 di nuovi mezzi di spegnimento, che però arriveranno entro l'anno. Nel frattempo le temperature continuano a salire. Qua l'estate dura 8-9 mesi, che ci sono venti eccezionali e tutto, poi è cambiato il clima, gli operai dovrebbero essere messi in campo per la loro professionalità tutto l'anno, le temperature non aspettano la politica ma faranno il suo corso. Ancora una notizia di cronaca, la Guardia di Finanza ha sequestrato 4 attività commerciali e un fabbricato nella zona del Ponte Ammiraglio a Palermo. Durante i controlli eseguiti con i tecnici dell'ARPA sono state individuate 3 officine di riparazione carrozzerie che, in violazione delle disposizioni per lo smaltimento dei materiali di scarto e dei rifiuti pericolosi, non hanno proceduto alla corretta differenziazione e raccolta. Nel corso delle verifiche sono stati trovati dei forni inceneritori abusivi. Irregolarità sono state trovate anche in una falegnameria aperta senza l'autorizzazione di inizio attività. I 4 titolari sono stati denunciati per esercizio di attività con emissioni in atmosfera senza autorizzazione e per la gestione non autorizzata dei rifiuti. Sequestrato anche un terreno di circa 5.000 metri quadrati dove sono stati sversati prodotti inquinanti. La politica è scontro a tutto campo in Assemblea regionale siciliana. Nella notte il presidente della regione Renato Schifani arriva a minacciare persino le dimissioni per bloccare il voto su una norma riguardante il caso Taormina. Seduta sospesa, ma tensione palpabile. Manlio Viola.
Si respira tensione in Assemblea regionale siciliana, tensione a tutto campo, frizioni nella maggioranza, scontro a viso aperto fra maggioranza e opposizione e governo che va sotto in aula a voto segreto. In questo clima il presidente della regione Renato Schifani nella notte richiama tutti in minaccia dimissioni e tutti a casa. L'ultimo fronte di scontro è la norma per Taormina, voluta fortemente da Cateno De Luca, il sindaco di Taormina nonché deputato regionale. Il presidente dell'ARS, Gaetano Calvagno, esponente di Fratelli d'Italia ma eletto con l'aiuto proprio degli uomini di De Luca, si appresta a mettere la norma ai voti, ma Schifani blocca tutto in piena notte minacciando le dimissioni. Il presidente dell'ARS stoppa la seduta e rinvia la settimana prossima, ma di tensioni da chiarire ce ne sono tante, anche nei rapporti fra il governatore e il presidente dell'Assemblea. È la sintesi di 30 ore al Formicotone iniziate ieri mattina. In aula c'è la manovrina correttiva, una sorta di finanziaria bis che deve porre rimedio all'impugnativa di Roma alla finanziaria di qualche mese fa. La maggioranza va subito sotto sulla norma per il ritorno al voto delle province, passa emendamento dell'opposizione con il rischio voto in agosto. In serata la maggioranza però si ricompatta e proroga i commissari mettendo una pezza. Il richiamo di Schifani funziona nella serata, l'ARS trova i fondi, 74 milioni per la campagna antincendio e dunque per mandare al lavoro i forestali stagionali. Reperiti i soldi anche per i precari ASU. Fra le norme approvate anche il dimensionamento scolastico, ma in trattazione c'è anche la legge sulla lotta alla mafia. Dopo la seduta sospesa e la conferenza dei capigruppo si torna in aula. Le frizioni della maggioranza non cessano, riguardano gli emendamenti aggiuntivi, la copertura è troppo corta per trovare risorse da destinare a tutte le esigenze, poi scoppia il caso Taormina e tutto si ferma. Fine settimana per stemperare gli animi e cercare il dialogo, poi si tornerà in aula, ma nel frattempo è violenta la reazione di Cateno De Luca che parla di sudditanza dei palazzi municipali alle logiche politico-affaristiche. I carabinieri di Palermo hanno sequestrato beni per €1 milione nei confronti di Giovanni Niosi, ritenuto organico al mandamento di Resuttana e arrestato nel novembre del 2017 nel corso dell'operazione Talea con l'accusa di associazione mafiosa e per il reato di estorsione aggravata. Il sequestro riguarda l'intero capitale della società autocarrozzeria Universal e 11 rapporti bancari. Niosi è stato condannato a 10 anni di carcere. E ancora una notizia che arriva da Palermo: un bambino di 2 anni è stato ricoverato all'ospedale dei bambini per aver ingerito hashish. Dopo gli esami è stato confermato che il piccolo è risultato positivo alla cannabis. Le indagini, come avviene sempre in questi casi, sono coordinati dalla procura per i minorenni. I genitori sentiti dalla polizia hanno detto di non sapere come il bimbo sia venuto a contatto con la sostanza stupefacente. Il secondo caso in pochi giorni. Dice la responsabile della direzione medica dell'ospedale di Cristina, al momento il bambino è ricoverato. Bisogna sottolineare la pericolosità dell'assunzione accidentale delle droghe. L'uso domestico o la manipolazione domestica delle cosiddette droghe leggere ha dei rischi anche molto seri sulla salute dei bambini. Bisogna mantenere il livello di informazione sul fenomeno in stretta collaborazione con le procure e la tutela dei bambini. E a Bordeaux, proprio sui temi di assunzione di cannabinoidi, in Francia un team di ricercatori coordinati dal palermitano Pier Vincenzo Piazza ha messo a punto la scoperta del primo farmaco che curerà gli effetti dannosi al cervello derivanti proprio dall'uso di cannabis. Nel team anche il docente catanese Filippo Caraci. Ce ne parla Roberta Lunghi. Un fenomeno dilagante, quello del consumo di cannabis tra i giovani, seguita da nuove sostanze psicoattive, cannabinoidi sintetici, cocaina, allucinogeni e stimolanti. Dal 2020, anno nel quale si è rilevata una forte flessione probabilmente legata alla pandemia, i consumi di cannabis nel corso degli anni successivi sono cresciuti in modo esponenziale all'aumentare dell'età, passando dal 4,9% tra i quindicenni al 26,8% tra i diciannovenni. Numeri e percentuali che sembrano spaventare poco i giovani consumatori, ma che invece hanno attivato da molti anni la ricerca scientifica, tanto che oggi, proprio dalla rivista Nature Medicine, giunge la notizia importantissima che riguarda la scoperta di una nuova categoria farmaceutica, la prima al mondo efficace nella cura delle dipendenze da cannabis. La ricerca è coordinata a Bordeaux, in Francia, da un palermitano, il professor Pier Vincenzo Piazza, uno dei più autorevoli scienziati al mondo. Nel team anche un catanese, il professor Filippo Caraci. La F0117 appartiene a una nuova classe farmacologica, gli inibitori del signaling dei recettori per i cannabinoidi,
una nuova classe che è in grado, imitando un meccanismo naturale che è già presente nel pregnenolone, che il nostro cervello produce in grande quantità a seguito di intossicazione acuta da cannabis, questi farmaci riescono a contrastare gli effetti soggettivi della cannabis. Ma quanto sono consapevoli i ragazzi dei rischi legati al consumo di cannabis? Non c'è una piena consapevolezza del danno neurotossico indotto da alte concentrazioni del THC. Cos'è il danno neurotossico? Cioè, purtroppo ormai esistono forme di cannabis con un così grande elevato contenuto di THC, di tetraidrocannabinolo, che di fatto possono compromettere le funzioni cognitive a breve, medio e lungo termine. Si parla di percentuali di THC anche del 30-50% fino all'80%, per i quali esiste una banalizzazione della percezione del rischio, anche a causa della definizione di droga leggera attribuita alla cannabis. Come si fa a definire leggera una droga che, anche se non dà una sindrome astinenziale completa, è neurotossica, cioè danneggia il cervello e danneggia il suo funzionamento cognitivo? Non le possiamo definire droghe leggere. È morta la turista romana di 41 anni che da lunedì era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un arresto cardiocircolatorio sulla spiaggia della Scala dei Turchi di Realmonte, dove era in vacanza. La salma è stata dissequestrata e verrà trasferita a Roma, dove sabato si terranno i funerali. E adesso cambiamo decisamente argomento, perché è finita l'attesa per il primo dei 2 concerti di Vasco Rossi, previsto stasera allo Stadio Barbera di Palermo. Attesi oltre 70.000 fan. Intanto la rockstar si è concessa un giro in centro, consegnando le sue sensazioni ai social. Maglio Viola. Palermo spogliami, parte dai social il grido d'amore di Vasco Rossi per la città. Il cantante lo ha postato 24 ore dopo essere giunto a Palermo e dopo un giro per il centro cittadino. Un urlo indirizzato ai fan che attendono con trepidazione il primo dei 2 concerti previsto per stasera. Dani Scemi, ciao! Ciao Vasco! Siamo arrivati qua, siamo arrivati in moto per vedere a Vasco. Prima siamo stati a Bologna. Ma come, in moto no? In moto siamo arrivati ieri qua, a Bologna siamo stati il giorno 6. No, chiaramente. Spericolata, voglio una vita come quella. Vasco è per tutta la vita. Ieri sera prove generali e da ieri strade chiuse intorno allo stadio, divieti di sosta, autobus dirottati e piano straordinario che prevede la chiusura per 2 giorni anche di un pronto soccorso che sorge poco distante dall'area destinata al concerto. Circa 74.000 gli spettatori attesi per le 2 date nel capoluogo siciliano, di questi 55.000 arrivano da fuori città. Un evento atteso addirittura dal 2005, quando si esibì all'interno del velodromo per il tour Buoni e Cattivi. Un'attesa dunque lunga 18 anni e per la quale il Comune ha messo in campo un piano di viabilità speciale e straordinario per cercare di direzionare i flussi verso l'impianto di Viale del Fante. 5 i parcheggi previsti per pullman e auto provenienti da fuori città, niente navette, ma un potenziamento dei mezzi pubblici. Ma nonostante tutti i correttivi apportati ci potrebbero comunque essere disagi per la viabilità ordinaria, anzi ci saranno certamente. E come tutti i grandi eventi c'è anche una polemica a condirlo. I consiglieri comunali di Palermo hanno rispedito polemicamente al mittente i biglietti omaggi per il concerto. Felici per l'evento importante, hanno spiegato, non ne condividiamo però la gestione per come è stato tutelato il bene comune, lo stadio. Andiamo avanti. A Catania, presentato questa mattina a Palazzo degli Elefanti il cartellone del Catania Summer Fest 2023, oltre 170 eventi tra concerti, spettacoli e manifestazioni culturali. Sentiamo con quali nomi nel servizio di Simona Mazzoni. Teatro, musica, cultura, danza, arte, concerti. Si alza il sipario sul Catania Summer Fest edizione 2023. A partire dal 23 giugno e fino all'8 di ottobre, oltre 170 eventi organizzati dal Comune etneo con la direzione cultura guidata da Paolo Di Caro, in collaborazione con operatori e associazioni culturali, Teatro Stabile, Teatro Massimo Bellini e Istituto Musicale Vincenzo Bellini, per dirne alcuni. Un successo annunciato che segue quello dello
dello scorso anno con più di 300.000 spettatori. L'anno scorso abbiamo avuto 300.000 spettatori, con un incremento dei pernottamenti negli alberghi a dimostrazione anche di una forte presenza turistica. Se a questo si considera anche la qualità degli artisti che saranno impegnati, ci rendiamo conto di quanto sia effettivamente eccezionale lo sforzo compiuto dai direttori De Caro e Ferraro e dall'amministrazione intera, ricordiamo a costi assolutamente risibili per le casse comunali, perché tutto quanto sostanzialmente si autosostiene. Molti spettacoli anche per i giovanissimi. Molti spettacoli per i giovanissimi. Io ho un figlio di 12 anni che praticamente vorrebbe venire a tutti, non sempre sono felice anche delle sue scelte musicali, però ho visto che comunque raccolgono, intercettano l'interesse dei ragazzini, dei ragazzi, dei giovani. Gli spettacoli, alcuni gratuiti, altri a pagamento, si terranno sia al centro, Villa Comunale, Palazzo della Cultura, Castello Ursino e la chiesa San Nicolò l'Arena, che in periferia, proprio nell'ottica di coinvolgere e integrare le zone della città più marginali. Tra i nomi più attesi Loredana Bertè, Articolo 31, Salmo, Tananai, Francesco Caviso e poi Mr. Rain, Sfere Basta, Baustel, Diodato, Amanda Sandrelli, Ernia, Lazza e ancora Rocco Hunt e Gabbani. Ciao ragazzi, sono Rocco Hunt e volevo dirvi che sono molto felice di tornare a Catania il 17 agosto a Villa Bellini con un concerto imperdibile. E là, salve a tutti, sono Francesco Gabbani e con questo video volevo comunicarvi il mio grande entusiasmo e la mia grande gioia e anche l'onore che ho di fare tappa con il mio tour Ci vuole un fiore a Catania, a Villa Bellini. I primi eventi venerdì 23 con Amanda Sandrelli impegnata nella Lisistrata di Aristofane a Palazzo della Cultura, il caffè letterario al Castello Ursino e l'Opera dei Pupi nella chiesa di San Nicolò l'Arena. Il programma completo si trova sul sito internet del Comune di Catania. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi lo sport. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di sport, parliamo in questo caso di tennis, perché è stata svelata l'entry list degli internazionali femminili di tennis a Palermo, in programma a metà luglio, tante le big in gara. Marco Gulla. Manca sempre meno ai 34esimi Palermo Ladies Open, prova tennistica del circuito WTA 250 in programma sui campi del Country Time Club di Palermo dal 15 al 23 luglio. È stata anche svelata l'entry list che sarà impreziosita dalla presenza, oltre che dalla numero 11 al mondo, la russa Daria Kasatkina, e dall'ex top 10 ucraina Elina Svitolina, anche da ben 5 azzurre, a cominciare dalla finalista della passata edizione Lucia Bronzetti, oltre che da Elisabetta Cocciaretto, numero 1 d'Italia, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani, una delle beniamine del pubblico palermitano. È parecchi anni che facciamo questo esame di luglio, però ogni volta ci si approccia con un po' di d'ansia, come tutti gli esami d'altra parte. Speriamo che vada bene. Ma a detta del direttore del torneo Oliviero Palma ci possono essere sorprese importanti. A tal proposito il comitato organizzatore del Palermo Ladies Open volerà a Wimbledon per provare a convincere ulteriori top player. Credo che sia tra i tornei più forti che abbiamo giocato in questo circolo. Daria Kasatkina chiaramente è la testa di serie numero 1, è stata numero 8 del mondo, oggi entra come top 10, a seguire tante altre giocatrici, ma credo che in mezzo a queste tante giocatrici c'è Elina Svitolina, che è una delle più famose giocatrici del panorama tennistico moderno. Lei si è fermata per un anno per la maternità. Sale anche la febbre a livello di abbonamenti, al momento raggiunta quota 6.000 tessere staccate. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento in giornata a tutti.